Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel. Ricordiamo che in questi giorni è in fase di approvazione la Carta Ittica regionale, un documento importante di gestione delle attività di pesca e dell'acquacoltura, dove per la prima volta si fa cenno agli obblighi ittiogenici. Ma cosa sono gli obblighi ittiogenici? Ecco, parleremo di questo con la collega, la dottoressa Fabiana Bilò, che è la referente per Veneto Agricoltura degli obblighi ittiogenici. Fabiana, ma cosa sono gli obblighi ittiogenici? Allora, gli obblighi ittiogenici è un'attività strategica della Regione e si occupa della gestione e pianificazione dei ripopolamenti delle acque di tutta la Regione e tutto quanto dovuto allo sfruttamento delle risorse idriche che avviene per diversi concessionari che sottraggono l'acqua. Quindi tradotto, dai fiumi e dai corsi d'acqua vengono come dire, prelevate delle acque e di conseguenza con le acque vengono anche sottratta della fauna ittica e bisogna ripristinare la presenza. Sì, si crea un'alterazione nell'ambiente acquatico. Sì. Soprattutto ad esempio per l'idroelettrico, dove mancano le scale risalite, dove non si possono effettuare le scale risalite perché possano migrare le specie, si impone l'obbligo ittiogenico quindi con la emissione ittica di avanotti annualmente. Ecco, questa attività di emissione periodica di avanotti viene coordinata in Regione Veneto proprio da Veneto Agricoltura. E te appunto sei la referente, quindi adesso ci spiegherai esattamente in cosa consiste questa attività, perché nelle ultime settimane, ormai è un'attività che si protrae da tanti anni, ma nelle ultime settimane sono stati effettuati numerosi lanci che hanno interessato diverse province del Veneto e diversi corsi d'acqua. Di cosa esattamente? Cos'è che è stato seminato? Guarda, in questi giorni abbiamo seminato trota marmorata del Cepo Piave, abbiamo seminato anguilla. Il coordinamento è molto importante perché gestiamo assieme alle province, alle ex province, quindi uffici territoriali della Regione Veneto, la gestione di queste emissioni in corsi d'acqua particolari, quelli che veramente hanno bisogno di mantenere gli stock in equilibrio. In equilibrio. Tu hai fatto cenno alla trota marmorata e di Cepo Piave, vero? Stiamo parlando. Sì, una specie, sai, la trota marmorata è una specie autoctona molto pregiata ed è difficile reperimento. In questo momento il Cepo Piave è allevato nell'impianto ittico di proprietà della provincia di Belluno, l'impianto ittiogenico di Tomo. Dove quindi lì si producono tutti gli avanotti, vengono prodotti gli avanotti. In questo momento del Cepo Piave la fornitura avviene da questo impianto perché ha le caratteristiche genetiche, no? Cioè noi abbiamo bisogno che il materiale sia controllato geneticamente, quindi i riproduttori vengono selezionati. Ma senti, quando noi diciamo lancio di 20.000 avannotti da una parte, lancio di 10.000 da un'altra, qual è il criterio per cui 20.000 lì o 10.000 da un'altra parte? Allora, dipende dalle caratteristiche ittiogeniche, biogeniche dei corsi acqua, no? Cioè, la carta ittica, infatti, stavamo parlando di questo, prevede il quantitativo da immettere per corsi d'acqua e per tratti, e quindi è tutto ben stabilito. Ben stabilito, sì. Ben stabilito sulla base, quindi ci sono dei criteri, dei parametri che danno indicazioni precise della quantità che bisogna immettere. Poi però nei giorni scorsi sono state immesse anche un buon quantitativo di anguilla europea. Sì, l'abbiamo seminata, stiamo adesso, la prossima settimana seminiamo anche altri 370 kg in provincia di Venezia, abbiamo seminato in provincia di Padova, Rovigo,
come tutto viene regolamentato specificamente della carta ittica. Ecco, ma rimaniamo ancora sulle anguille. E i ragani di anguilla invece dov'è che vengono prodotti? Allora, i ragani di anguilla sai che vengono dal mare di Sargassi, noi li recuperiamo all'ingresso di corsi d'acqua d'Italia, quindi le partite che stiamo seminando provengono dal fiume Tevere, a Roma. Si aspetta che questi si accrescano fra 3 anni e ritornino in mare. E a questo proposito ci sono anche delle emissioni su specifici corpi idrici, fiumi o canali, che però fungono da nursery. Sì, per quale motivo? Allora, le condizioni ambientali dei corsi acqua principali potrebbe essere critica. Ci sono delle ventane, ci sono portate importanti, quindi si utilizzano canali di accrescimento dove vengono messi in asciutta nel periodo invernale, e quindi nel periodo primaverile non ci sono predatori, e questa è la cosa importante. Si forma il microhabitat, il macrovento necessario per l'alimentazione di questi avanoti, e quindi l'accrescimento durante tutto l'anno è molto molto elevato. Dopodiché alla prossima asciutta, periodo di solito a febbraio, si recupera tutto il materiale e si mette nel corso d'acqua principale adibito. E per le anguille quali sono i corsi d'acqua ideali? Beh, guarda, l'anguilla va dappertutto, anche per terra, perché però va dappertutto, quindi dove è una specie di radar che la conduce? L'acqua, dove l'acqua è buona, la specie migra. Il problema che abbiamo, ad esempio, nei fiumi di fondovalle è il siluro, che è la preda principale, cioè è molto ghiotta di anguilla, e quindi questo è un problema. Ho capito. Senti Fabiana, torniamo un momento alla carta ittica regionale di cui poco fa abbiamo fatto cenno. Cosa cambia quando sarà approvata? Cosa cambia per gli obblighi ittiogenetici? Sì, risulta molto interessante perché per la prima volta abbiamo un documento che cita un capitolo a sé per gli obblighi ittiogenetici, dove li regolamenta e indica la caratteristica del materiale, che caratteristica deve avere il materiale ittico per essere immesso. Quindi è necessaria l'analisi genetica per la specie, per l'individuazione di specie dell'anguilla europea, del luccio italico, e la caratterizzazione genetica per i ceppi, sia tipo del temolo adriatico e della trota marmorata, ceppo Brenta, ceppo Adige e ceppo Piave. Ho capito. Ebbene, Fabiana, noi abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, però ricordiamo a chi ci ascolta che noi ogni volta che vengono effettuati questi lanci, Fabiana ci invia dei video, per cui chi è interessato ci segua, perché ogni settimana, comunque quando vengono effettuate queste operazioni, queste attività di semina ittica, noi pubblichiamo sui nostri canali social dei brevi video fatti molto bene, dove si spiega appunto cosa sta accadendo. Abbiamo fatto un po' il punto oggi con la dottoressa Fabiana Bilò, referente per Veneto Agricoltura di queste importanti attività che sono gli obblighi ittiogenetici. Seguiteci per approfondire questo interessante tema, e un saluto a tutti e alla prossima occasione. Grazie.